Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo di oggi martedì 6 settembre. Ancora una volta, pochissimi minuti dopo la pubblicazione di una segnalazione su Chioggia Azzurra, sono stati individuati i responsabili o comunque rintracciate le provenienze di un abbandono di rifiuti. Lunedì pomeriggio, un residente del quartiere Tombola, indignato dall'incivile abbandono di una serie di materiali da pesca, ha inviato una foto sconfortante e avvilente. Reti, sacchi, cassette, eliche di motore fuoribordo, un salvagente, tutta una serie di pezzi e attrezzature rovinate, tutte buttate alla rinfusa, addossate ai cassonetti di via Zerlino. Pochi minuti dopo la pubblicazione, una persona con un numero anonimo ci ha contattato riferendo che il materiale faceva parte delle attrezzature utilizzate da Alessio Sergio, il pensionato noto per la sua attività di commercio di vongole in nero, il cui magazzino, poco distante, era stato posto sotto sequestro dalla Guardia di Finanza, sezione operativa navale. Come consuetudine ci siamo recati sul posto e abbiamo trovato gli ispettori ambientali di Veritas che, muniti di guanti, erano già in azione allo scopo di trovare documenti per poter risalire ai responsabili. Ovviamente gli ispettori sono tenuti a riservo e non hanno rilasciato alcun commento, ma abbiamo potuto assistere al ritrovamento di alcuni quaderni, dai quali erano segnalati senza ombra di dubbio nomi, numero di telefono e quantità di qualche cosa. Abbiamo solo un dubbio su chi materialmente ha effettuato l'abbandono, o lo stesso Alessio Sergio, oppure qualcuno che ha voluto liberare il magazzino, che probabilmente era ancora sotto sequestro. Spetta alle autorità individuare e sanzionare i responsabili. Per quello che ci riguarda, continueremo nella nostra battaglia contro chi abbandona i rifiuti senza guardare in faccia a nessuno. Mandateci le foto, al resto pensiamo noi. Attacca il sindaco il consigliere Montanariello sulla vicenda droni, rinfrescando la mente ai lettori sulle promesse fatte quando il sindaco ha annunciato i droni di salvataggio, cosa da lui fortemente voluta, ricordando anche i droni in grado di trasportare le persone per evitare la Romea. Ora il concreto smentisce le promesse, sostiene il consigliere PD, supponendo che il sindaco replicherà dando la colpa a qualcun altro e affermando che in definitiva Armelau ha venduto un prodotto mai arrivato. E visto che è di droni che si parla, Montanariello sollecita il sindaco a viaggiare con i piedi per terra, lasciar perdere i droni che trasportano persone, visto che la città ha problemi molto più contingenti, e di smettere di fare continua propaganda illudendo i cittadini. Una bufala, definisce il consigliere, la promessa dei droni di salvamento, fatta a beneficio della stampa per averne l'attenzione, che si è voluta svelare a fine stagione perché il sindaco non trovasse alibi. Armelau ha ribattuto immediatamente alle conclusioni del consigliere di minoranza, conclusioni a cui Montanariello è giunto senza neppure informarsi. Il progetto droni esiste, conferma il sindaco, ricordando i fondi messi a disposizione del progetto. Purtroppo il primo drone è arrivato in ritardo, in base a quello andavano redatti i manuali tecnici, fondamentali strumenti di lavoro che dovevano essere approvati da ENAC, l'ente nazionale per l'aviazione civile, e autorizzati. La parte burocratica era a cura della SAT e le autorizzazioni sono arrivate sulla fine agosto. Nel frattempo sono stati formati i piloti che entreranno a far parte del progetto. Questo è solo rinviato e verrà emanata un'ordinanza della Capitaneria di Porto proprio perché il programma di salvamento possa prendere corpo. Per quanto riguarda invece i droni taxi, questo ambizioso piano sta proseguendo e si stanno mantenendo i contatti con Save. A livello nazionale alcuni aeroporti, tra cui quello di Venezia, si stanno riorganizzando. Quindi, conclude il sindaco, i progetti, burocrazia permettendo, arriveranno.
madre di tutte le battaglie e ovviamente io in questa elezione, dove sono chiamata a ritornare a Roma dopo 5 anni, tornerò con molta più determinazione, ma soprattutto con questo desiderio grandissimo che non è solo il mio desiderio, ma è il desiderio di tutti i veneti di portare a casa l'autonomia. Purtroppo questi 5 anni hanno fatto sì che la Lega non si trovasse mai in un governo di centrodestra, mentre invece adesso abbiamo questa occasione, dobbiamo lavorare per questo e lo dobbiamo fare perché nel programma del centrodestra c'è un accordo di arrivare a ottenere l'autonomia del Veneto e pertanto deve essere anche un motivo importante per i veneti per andare a votare. Cioè, io posso anche capire che c'è l'amarezza nel vedere che dopo 5 anni non siamo riusciti a ottenere quello che è stato richiesto, ma non dobbiamo dimenticare che l'apparato romano fa delle fortissime resistenze, così come lo fanno altri partiti, e voglio ricordare che il primo governo è stato fatto una Lega e 5 Stelle, ma da parte dei 5 Stelle non abbiamo sicuramente avuto una mano. Poi si è succeduto un governo dove la Lega era all'opposizione e sono cambiati i giochi perché non si è più trattato di ragionare su un'intesa tra Stato e Regione per l'autonomia, ma di una legge quadro, e ora si va verso la parlamentarizzazione, che vuol dire che l'autonomia viene portata in Parlamento. Allora serve che davvero ci sia una pattuglia, una flotta di parlamentari veneti e la Lega su questo è assolutamente una garanzia e una certezza che quando sarà ora veramente battaglieranno fino in fondo per portare a casa il risultato. Un risultato che possiamo ottenere anche convincendo le altre regioni e gli altri partiti della bontà di questo progetto, che vuol dire assolutamente responsabilizzare le amministrazioni per essere più efficienti nei confronti dei cittadini. Allora, siamo alla CAM, questa che vedete, questa bestia che vedete è una ragosta da 3 kg, questo solo per mostrarvi una parte della commercializzazione che c'è da CAM, che è praticamente il primo in Italia sia come quantità sia come qualità. Ci sono tantissime varietà di crostacei da tutte le parti del mondo, quindi quando noi vi mostriamo lo spot, quello del negozio, della vetrina, la vetrina è solo una piccola parte del fatturato qui della CAM, che è una delle aziende del pesce più grande, non solo di Chioggia, ma praticamente dell'intero territorio nazionale. Se vuoi essere raggiunto dalle nostre news, seguici su WhatsApp, aggiungi in rubrica il numero 329 695 7138 e chiedi di restare informato, oppure su Telegram cerca Azzurra Network News. Siamo qui ai magazzini del sale, purtroppo i famigerati magazzini del sale, che qua si vede molto bene, stanno veramente continuando a cascare praticamente, però oltre al degrado di vedere una costruzione di 500 anni che rappresentava il massimo dell'industria medievale del sale, che sono ridotti in questa maniera, è veramente una cosa veramente Però a parte questo c'è la bomba dell'amianto che continua a esserci, che continua a sgretolarsi, e qui sì, il demanio ha detto che entro metà di settembre verranno pubblicati i bandi. Insomma, intanto... Sì. Io ho scritto una lettera al direttore dell'ARPA, ho scritto una lettera come vicepresidente della Commissione Ambiente, in quanto abbiamo rapporti molto capillari con ARPA in virtù anche del lavoro quotidiano che si svolge in aula, e gli ho chiesto intanto di capire come siamo messi con i rilievi che erano stati fatti nel 2020. Ed è importante questo, perché bisogna capire quei rilievi cosa dicono, perché se dicono qualcosa di non bello probabilmente c'è la necessità di intervenire in modo ancora più celere. E dopo gli ho chiesto cosa si intende fare oggi, cosa si intende fare, perché lì c'è in maniera palese amianto crollato, amianto che gira, pezzi di amianto, e con un braccio indichiamo a 1 metro, anche dall'altra parte, amianto che cade, e con l'altro braccio indichiamo a 1 metro la presenza di edifici residenziali, oltre che la polizia locale. E da una relazione che mi sono fatto fare, questa cosa è stata discussa il 3 maggio all'interno della commissione di salvaguardia, dove sono previsti una serie di interventi per la messa in sicurezza e della rimozione.
Allora abbiamo il sindaco di Cavarzere Munari, l'avvocato Munari. Allora a Cavarzere c'è questo problema, insomma, questa preoccupazione per questa ipotetica realizzazione, non ipotetica, il progetto va avanti, della diciamo, questa centrale di biometano. Abbiamo ricevuto tanti solleciti, accuse verso l'amministrazione di Cavarzere che non farebbe niente, ma a riguardo abbiamo visto invece che comunque l'amministrazione ha intrapreso un percorso di consultare, giusto? Sì, accuse che secondo me sono molto infondate, perché forse la gente non sa che questo ricorso era stato presentato l'8 aprile 2020. Alla data dell'8 aprile 2020 il sottoscritto e l'amministrazione che ad oggi amministra Cavarzere era tra i banchi dell'opposizione. Dall'8 aprile 2020 al 5 ottobre 2021, data nella quale noi ci siamo insediati, o meglio data nella quale abbiamo vinto le elezioni, ci siamo insediati qualche giorno dopo, e l'amministrazione precedente insomma poco aveva fatto se non partecipare alle conferenze dei servizi. E dopo qualche settimana dalla mia elezione era prevista la conferenza decisoria, e solo grazie all'intervento del sottoscritto e della mia squadra siamo riusciti a rinviarla cercando di trovare soluzioni alternative per siti alternativi. A dire il vero, nel dicembre 2020 era stato fatto un consiglio comunale dove l'amministrazione precedente aveva portato come ordine del giorno un documento nel quale si esprimeva contrarietà a tutti i tipi di impianto biometano senza andare nello specifico e specificare perché quell'impianto non andava bene in quella posizione. E io mi ricordo che ai tempi, seduto davanti all'opposizione, mi ero opposto molto aspramente. Anche perché ad oggi con la crisi energivora che c'è, con tutte le sovvenzioni che sono fatte a questi tipi di impianti, noi non dobbiamo osteggiare questo tipo di impianto, perché questi impianti sono il futuro e serviranno e potrebbero servire anche a un paese come Cavarzere, ma sicuramente noi ci osteggiamo a quell'impianto perché è troppo vicino alle case, è troppo vicino al centro e quindi non può assolutamente essere quello il sito. Venerdì 9 settembre alle ore 11 presso Palazzo Grassi a Chioggia verrà presentata la Biodesign Foundation, organizzazione non profit di nazionalità svizzera, della quale Emanuele Mazzaro, ex direttore del mercato ittico all'ingrosso di Chioggia, è stato designato direttore per l'Italia ed il Mediterraneo. Durante l'evento del 9 settembre verranno illustrati i primi risultati ottenuti dalla Fondazione, che nel corso del 2022 ha già recuperato oltre 100.000 kg di reti da pesca esauste, evitando che le stesse inquinassero i mari. Verranno altresì presentati futuri progetti per la tutela dei mari e della flora e della fauna marina, realizzati in collaborazione con l'Università di Padova. Allora, gazebo del Partito Democratico, qui abbiamo la segretaria, la carinissima Edi Falcone. 25 si vota. Ok, grazie a tutti a voi, grazie a Andrea per il momento che ci dedichi. Allora, siamo qui naturalmente il 25 si vota, ormai lo sappiamo un po' tutti, è un periodo di campagna elettorale particolare, fatto in un momento un po' particolare durante l'estate, però invitiamo tutti quanti i cittadini ad andare a votare. Noi siamo qui per sostenere il nostro segretario Letta, la nostra campagna elettorale è Scegli, chiediamo scegli il PD, scegli un partito serio e sicuro.
Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, martedì 6 settembre, è la farmacia Il Redentore in Corso del Popolo a Chioggia. Vi ringrazio, vi saluto e se volete ci vediamo in negozio alla Cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Ciao a tutti.